Buongiorno ragazzi, buon inizio settimana, a settimana di Pasqua. Non so se vedete l'abbigliamento, ma mi pare Natale. Io mi pare ne schimese stamattina. Voglio fare un freddo, cioè è incredibile, veramente più che Pasqua, veramente pare Natale. Vabbè, niente, mancano pochi giorni alla mia partenza, al mio rientro a Napoli e ovviamente sono già insomma in euforica. Vabbè, io sono sempre euforica pure quando sto qua, però particolarmente euforica. Non vado da gennaio, vabbè, pure dici, ma a me, che me ne fotte. È giusto, però a me sì, sinceramente, se permettete, sono contenta di stare un po' insieme alla mia gente, ai miei simili, finalmente, non vedo l'ora, a tornare nel mio quartiere, dalla mia famiglia, e niente, vi farò qualche video. Volevo cantare stamattina, volevo fare un bello video, volevo cantare una canzone, però non vi preoccupate, non lo farò. Però a Napoli voglio già cantare, a Napoli voglio già cantare. Sapete come si dice? Io sono napolitana, si non canta more. Così si dice. Ragazzi, continuate a iscrivervi e vabbè, veramente continuate, non vi siete mai iscritti, siete veramente pochi, come già fa con voi. Seguitemi, almeno vabbè, non vi iscrivete, non fa niente, seguitemi però e seguitemi anche sul canale delle esplorazioni su YouTube. Andate su YouTube, perdete un secondo della vostra vita, ne vale la pena, andate su YouTube Urbex Puglia, seguitemi anche lì, seguiteci, seguite i nostri video che sono veramente delle avventure strepitose. Allora, niente, io vi saluto perché poi mi dilungo troppo, parlo troppo, dicono che io parlo troppo assai, di me dicono un sacco di cose, però ragazzi a me, sinceramente, me ne fotto proprio. Dicono qua, per esempio, dicono sempre che io dico che sono napoletana, ma scusate, ma che è la verità? Ma che la messa a dicere? Poi alla fine, adesso faccio la persona seria, vi dico una cosa, non lo faccio per un senso di superiorità, perché molti pensano questo, io veramente lo faccio per un senso di appartenenza e per orgoglio, perché io sono orgogliosa di essere napoletana, orgogliosissima! E sono felicissima anche di ritornare tra pochi giorni, anche se sarò poco tempo, va bene lo stesso, perché io qua appena arrivo Napoli mi assorbe. E io assorbo